Requaro Terme, siamo poco prima del centro storico, siamo sul greto del fiume Agno. Alle nostre spalle vedete il furgone che trasportava una comitiva di ragazzi disabili con i loro accompagnatori, che è rotolato qui da una decina di metri. Pare che abbia sfondato il guardrail per motivi ancora in corso di accertamento e rotolando poi sia finito qui. All'interno lo spavento poi immaginabile, i ragazzi proprio sottosopra, è scattato subito la macchina dei soccorsi in attesa dei vigili del fuoco e poi del SUEM. I primi ad accorrere sono stati anche i primi cittadini, in questo caso un assessore che ci ha raccontato cosa è successo. Subito la situazione era drammatica perché appunto c'erano i ragazzi all'interno, la maggior parte dei quali era incastrata dentro, quindi c'era un operatore in piedi che ci dava delle indicazioni e a cui noi abbiamo dato delle indicazioni, e poi c'erano gli altri ragazzi, erano bloccati. 2 siamo riusciti a tirarli fuori prima dell'arrivo dei soccorsi e poi gli altri sono arrivati i vigili del fuoco, il SUEM eccetera, e siamo riusciti insomma Anche lei un po' coinvolta personalmente? Sì, io ho dato una mano essendo infermiera, ho aiutato nell'assistenza eccetera, ecco. Erano in mezzo all'acqua, per fortuna non era nel punto più alto? No, non erano nel punto più alto per fortuna, quindi non c'era nessuno che rischiava in quel momento l'annegamento, erano tutti liberi dall'acqua. Erano tutti coscienti. Erano circa le 12:30 quando il pulmino con a bordo 8 persone di una cooperativa sociale di Vicenza ha perso il controllo per motivi in corso di accertamento, scendendo la strada che costeggia lo stabilimento di imbottigliamento delle acque. Dopo aver sbattuto su un muretto di cemento, il mezzo ha invaso l'altra corsia, abbattendo una staccionata in legno, sfortunatamente a pochi metri prima del guardrail in acciaio a protezione della curva, precipitando infine per una ventina di metri. È stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti in una posizione difficile. La particolarità dell'evento è dovuta un po' al luogo, nel senso che si trova all'interno appunto dell'alveo del torrente Agno, che ultimamente ci dà diversi pensieri, ecco. Erano all'interno, li abbiamo estratti in collaborazione anche col soccorso alpino e per fortuna le operazioni sono state molto rapide, questo ha anche reso meno gravi le conseguenze. Erano in 8, 2 accompagnatori e 6 ragazzi. Dal bilancio c'era un codice rosso, un codice giallo, gli altri mi parevano codici verdi. Ecco, quindi uno è andato via con l'elisoccorso a Verona, uno è andato con l'ambulanza medicalizzata a Vicenza e gli altri si sono spartiti tra Valdagno e Sant'Orso.